99esima escursione, 8 novembre, essendo in zona gialla ne approfittiamo, visto che possiamo ancora uscire, per infilarci nei boschi della zona. Infatti, ma mi sa che l'idea non l'abbiamo avuta solo noi, perché c'è veramente mai visto così tanta gente. Appena partiti e c'è più gente qua che alle Befane oggi. E siamo arrivati al primo bivio. Oggi non andiamo a Monte Aquilone, ma andiamo a Sant'Alberico. Destra. Giù qui? Altro bivio. Qui ce ne sono tantissimi, c'è un bivio là, che là se non sbaglio, infatti vai a Monte Aquilone, però come si vede c'è tantissima erba altissima, quello lo si fa quando non c'è tutta quell'erba. E invece giù qui si va a Sant'Alberico, 1248 metri. E via, la Sonia con lo zaino nuovo, top! Altro bivio verso Sant'Alberico. La cosa bella di questa zona è che ci sono tantissimi cartelli, perciò anche se uno per caso si perde poi la strada la ritrova. E via. Colori autunnali. Ora è praticamente mezzogiorno, siamo all'eremo di Sant'Alberico a 1140 metri. Giornata perfetta, c'è il sole. Rumori autunnali. Altro bivio, rifugio Biancaneve. Già. Ore l'1:05 e siamo arrivati al rifugio Biancaneve. Siamo arrivati al rifugio Biancaneve, pieno di gente, la Sonia apparecchia e il rifugio è chiuso. Appena lasciato il rifugio Biancaneve, chiuso, andiamo verso la sorgente del Tevere. Sto lato qui è sempre in ombra, qui è sempre fresco, quasi freddo, infatti ci siamo anche vestiti. Novantanovesima escursione verso la cascata del Tevere. Stiamo uscendo dal pascolo. Infatti eccoci arrivati, zona laghi o fosso dei laghi, che è esattamente questa radura qua, intorno ai 1230 metri all'incirca. Siamo quasi addirittura di arrivo alle balze. Sono le 2:50. Eccoci qua al panorama sopra le balze, in fondo qui ci sono le balze e laggiù Sasso Simone e Simoncello. Oramai ce li vediamo sempre. E abbiamo finito la 99esima escursione, zona balze,
siamo partiti dalle Balze, siamo andati all'Eremo di Sant'Alberico, poi Rifugio Biancaneve, Sorgenti del Tevere e Cascate del Tevere e siamo tornati. Abbiamo fatto 92 piani in salita e siamo arrivati alle Balze. E anche per oggi game over.